Buongiorno a tutti cari amici, oggi giocheremo una partita a 10 minuti, vediamo se avremo il bianco o il nero. Lanciato la sfida abbiamo il bianco, giochiamo di 4, visto che tra poco farò un corso su matto scacco sul gambetto di donna, potremmo vedere qualcosa con D4. Ok, D4 C4, qua ci hanno giocato G6, giochiamo cavallo C3. Qua può giocare la Grunfeld oppure può giocare alfiere G7. Il nostro avversario ha scelto di giocare la Grunfeld. Giochiamo un'apertura forte, che a me piace. Giochiamoci per D5 e alfiere D2. Un'idea interessante dove voglio prendere normalmente il nero e cioè se noi facciamo E4 vuole catturare e poi attaccarci questa struttura. Così io gioco alfiere D2 perché magari voglio catturare in D2 con il mio alfiere, no? Cioè anzi senza magari, qua catturo con l'alfiere. Ok, qua scaturisce una posizione con molta teoria, ma giochiamo in modo standard, non voglio seguire i gridi principali della teoria che magari è donna di 2, diciamo una posizione molto standard. Qua giustamente gioca alfiere G4, che è una secondo me delle mosse più interessanti. Giochiamo alfiere 2, giochiamo proprio in modo semplice. Su alfiere per F3 prendo, qua facciamo D5, allora la forza della semplicità. Se prende in C3 prenderemo in C3, se prende in F3 prenderemo in F3, c'è chi prende col pedone G, io prendo con l'alfiere. Alfiere per C3, G per F3, giochiamo una cosa semplicissima. Qua potremmo entrare in un finale con gli alfieri contrari, non lo facciamo. Una posizione standard, voglio tornare indietro, F4. Quindi qua praticamente stiamo cercando di evitare teorie varie, no? Ok, qua ha giocato C6, giustamente. Ecco, qua dopo C6 potrei giocare in vari modi, potrei andare via anche, per poi provare a giocare F4, potrei anche lasciare tutto qui, potrei anche prendere in C6 e provare a giocare, prendiamo in C6, per giocare il finale, perché, ok, può prendere in F3, no? Ma se non prende in F3 avrò la coppia degli alfieri, che magari significa qualcosina. Può prendere con il cavallo. Ovviamente la Grunfeld è un'ottima apertura, no? Qua praticamente ha pareggiato il gioco, penso. Ok, qua potrei prendere con l'alfiere, ma preferisco attivarmi, cavallo per F3. Ok, qua entreremo in un finale di torri dove ho la struttura un pochino più danneggiata, solo che forse non è così facile per il nero, perché ora sono il primo a entrare in settima, no? Quindi l'attività delle torri ci favorisce un po', no? L'attività delle torri è molto importante in questo finale. Ora se prendo i 7, no? Sarà già qualcosa. Qua ha fatto torre di 8. Torre di 8 vorrà giocare. Dopo torre di 8 presumo che vorrà giocare torre di 3 su Reg 2, torre per C3, ma ho seri dubbi sulla posizione nera, perché qua adesso voglio mantenere questo, anche se questo è un pedone doppiato, mi serve, cioè io vorrei avere, voglio impedire che vada in F3 e io voglio giocare torre B1, infatti qua ho torre D1, una delle due mosse, io voglio entrare e voglio creargli grandi problemi sulla settima, che è importantissima, e penso che sta meglio il bianco. Devo decidere se torre D1 o se torre B1. Facciamo torre B1, anche se è simile. Voglio entrare, voglio creargli problemi in settima, e se giocherà torre F8 potrò entrare in settima e prendere in A7 con un vantaggio. Ok, qua ha messo qua la torre, a questo punto voglio mettere la torre in B7, dovrà fare torre F8 e qua ha dei problemi, perché a questo punto gli gioco E5, voglio giocargli E6 e se gli faccio E6, se prende in E6 gli do matto. Questo è un pochino il problema del nero, ok? Anche se prende vari pedoni, è che due torri in settima danno un vantaggio anche dinamico. E ok, il nero è sempre lì, no? Che può pareggiare il gioco, ma è una sofferenza costante questa posizione. Può fare forse Re G7, che ha giocato torre qui, che secondo me non è la migliore, attacca il pedone. Io probabilmente continuo col mio piano E6, perché non può muovere il pedone F per via del matto, e se giocherà Re G7 prendo in F7 e sarà molto difficile la sua posizione. Certo non è facile vincere, no? Ma cosa si può fare? Facciamo E6, se gioca torre, ok, qua, ok, ha giocato così, va bene. Ora dobbiamo concentrarci, perché qua è molto difficile vincere. Molto difficile vincere questa posizione. Di fatto qua sì, ha giocato bene perché ha preso in A2 e ora
non è affatto facile, perché se prendo in F7 prende e poi mi fa torre 2, sarà fatta teorica. Quindi vediamo se possiamo creargli qualche problema. Forse ho una piccola idea. Allora, il problema è che se gioco torre di 7 mi fa torre 2, vero? Prese va C7, quindi provo a giocare Re F1. Vediamo se riusciamo a fregarlo in questo finale. Non può muovere il pedone F. È molto difficile vincere qui. È molto difficile. La Grunfeld è fortissima, è praticamente... Ok, qua ha fatto A4. Va bene. Ora vediamo se, come dicevo prima, riesco a fregarlo. Ora lui non può toccare questo pedone. Voglio andare in D7 per fare E7 torre di 8. E gioco torre di 7. Ora la mia minaccia è E7. Ok? Non ha torre 2. Se mi dà scacco vado avanti. Se mi dà scacco vado su. Se mi dà un altro scacco continuo ad andare su. Ora voglio fare E7 e torre di 8. Due torri in settima sono fortissime. Sì, probabilmente poteva pareggiare ovviamente prima, no? Ho giocato una variante proprio che non dà nulla, no? In apertura. Ma una piccola iniziativa e qua non ha pensato, no? Cioè ha iniziato, mi ha catturato i pedoni, li ha spinti e non ha pensato alla parte dinamica. Ok, ovviamente qua non posso andare in G2 perché sennò va in E1 in fappata, quindi vado in E2. Ok, a questo punto devo continuare, vado in E3, no? Se vado in E3... Se vado in E3 forse... Se vado in E3 forse potrebbe andare in A1 e potrebbe creare un paio di grattacapi. Quindi pensiamo un attimo. Se vado in D3, cosa potrebbe fare lui? Potrebbe forse andare in D1. Ok, se vado in E3 va in E1, no? Abbiamo detto. Quindi vediamo se provassi ad attivare il re con re di 4. Vediamo un attimo se abbiamo delle chance di fare qualcosa. Sarebbe bello poter... Allora... Re 3. Ah, forse un'idea carina, forse un'idea pazzesca che vince, un'idea pazzesca. Allora, vado in D3. Ho trovato un'idea pazzesca. Vai in A1. E7. Torre 8. Su torre di 8 mi fa torre di 1, ma forse un'idea pazzesca. Vado in re di 3. Torre A1. E7. Torre 8 e qua gioco torre B8, 2 punti esclamativi. Su torre per B8, torre di 8 scacco. E vinco la partita. Re di 3, 2 punti esclamativi. Vediamo se ho calcolato correttamente. Potrebbero esserci errori, ma non penso che ce ne siano stavolta. Vediamo, la concentrazione è massima. Se funziona è davvero molto bello. Ora torre A1 e 7. Torre 8, torre B8. Torre di 1, re C2. Torre per D7, torre per 8 scacco, re G7, torre G8 scacco, re per G8 e 8. Donna, attacco doppio. Se gioca torre A3 probabilmente vinco con re C4, sono finiti gli scacchi. E ora E7, torre 8 imparabile. Ok, ha fatto questa mossa e ora vinco con E7, come avevo detto. Lui pensa di salvarsi, perché pensa che su torre 8... Pensa che io farò torre di 8, ma non sa che su torre 8 faccio una mossa da 2 punti, che è torre B8. Una cosa pazzesca. Una mossa pazzesca. Questa era la chiave della combinazione. Su torre per B8 do scacco. E vinco perché scacco. Se gioca torre di 1, re C2, torre per D7, torre per E8, re G7, torre G8 e vinco. Re C2. Evito tutti gli scacchi. Effettivamente ancora una continuazione. Su re C2
potrebbe provare a prendere in B8, ma comunque perde, perché gioco torre per E8 ed è imparabile torre di 8 di nuovo, quindi re C2, qualunque torre prenda, perda. Prendo in E8, re G7, torre G8, la punta della combinazione, poi E8. Contro qualunque mossa farò E8. Che vada in F6 faccio E8, che prende in G8 faccio E8. E la partita è finita. Non c'era nulla praticamente, ma vediamo, proviamo ad accendere l'analisi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Cioè ho scelto proprio un'apertura che non dà il minimo vantaggio probabilmente, ma qua, cioè forse sì, cioè ovviamente ci sono altre strade, no? Ma volevo proprio giocare un'apertura qualunque. Qua il motore dice vantaggio minimo per il bianco, in realtà è pari, no? Qua, beh, oddio, qua non c'era bisogno poteva fare il 6 perché deve sacrificare materiale. Poi ho giocato così. Qua volendo torre di 1 forse era la mossa mantenere di più il controllo, e ho preso, ho giocato così, qua ho giocato questa mossa, qua ho giocato bene, ho continuato a giocare così, ho giocato in questo modo, ho giocato il 6. Secondo, non so, il motore dice 0,6 che in realtà è sempre pari 0,006, non so come, forse A4, non so quale sia, sì, A4, e su torre C4 presumo che giocherà torre C7, no, non so cosa, cioè in realtà qua la posizione penso che sia pari, o forse gioca così, no, non so cosa voglia fare, o forse forse vuole fare E6, sì, era un po' meglio fare A4 e fare E6 qui, così se prende, no, posso, esatto, perché così non può prendere, ok, qua sarebbe stato meglio fare A4, perché non ho bisogno di F1 per fargli il trucco, che questo è interessante, perché se prende in A4 vinco con torre di 8 perché non può mai prendere né spingere il pedone, o re 7 vince, quindi non poteva prendere il pedone, no? Cioè, quindi qua se faccio E6 non può prendere il pedone, non sa bene cosa possa fare, dovrebbe essere fatta, ma sta un po' meglio il bianco, che invece qua probabilmente quindi E6 subito impreciso non è così forte come A4, lui ha preso, qua gli ho fatto il trucco, e qua per pattare deve pensare ad un'altra mossa. Forse potrebbe pattare anche continuando a dare scacco, forse giocando re G7, perché se prendo, gioca re G8 e non penso di poter vincere qui. Come faccio a vincere? Inizio a spingere questi pedoni, se vado via mettere in F8, no? Cioè diciamo che vado qua minaccio di vincere con torre 8 ed E7, però fare F8, no? Anche se prendo H7 non penso di vincere, no? Perché anche lui inizia a spingere i suoi pedoni, dovrebbe essere fatta. Invece qua ha fatto A4, ora ho giocato torre di 7, ora ancora pari secondo il motore, io pensavo fosse già vinta, questo è un errore, qua una mossa che lo salva che non so quale sia, forse torre 8, chiaro torre 8 sì lo salvava perché sono inchiodato, e su E7 mi fa un'altra mossa, può provare a giocare, ok posso prendere in F7, è sempre risk free per me la posizione, forse non voleva giocare questa posizione qui, e qua raggiungiamo una posizione dove io ok mi posso muovere, posso fare ciò che voglio, ma non rischio mai di perdere perché ho sempre il perpetuo, ho sempre reti di matto, cioè perdere non si può mai perché ho 2 torri in settima, ma effettivamente qua poteva battare, invece ha fatto torre A2 e ora sì che perde perché lui pensava di tenere, perché quello che dicevo, lui ha visto che se andavi in E3 che non è sufficiente, gioca torre qui e qui su torre di 8 mi fa torre 1 e prende il pedone, cado via, prende in E7 e se prendo in E7 prendo in D8, addirittura vince lui. Invece sono andato in D3, torre A1 perché non può prendere, no? Se gioca torre 8 non sono più inchiodato, perde, quindi torre A1 e qua E7, torre D1 non serve perché vado in C2, se prende in D7 intermedia e vinco, e quindi qua E7 e torre E8 ho giocato, e qua torre B8, torre D8 non va bene, per torre D1 occhio vince lui, questo è ciò che lui aveva calcolato, invece non ha visto torre B8 2 punti esclamativi. Su torre B8 il punto di era gioca torre per B8, torre D8 scacco, se prende vado donna con scacco, quindi non può farmi l'infilata, addirittura sono io che guadagno la torre, no? E con la donna in più vinco,
E se gioca re G7 prendo e la promozione è imparabile, cioè può fare torre E1, poi ovviamente con la torre in più vincerò il finale. Quindi qua io ho giocato torre D1, però c'è il problema per lui che qua, anche qua perde, perché se gioca torre per B8, ora prendo in D1 con qualunque pezzo, anche così è torre D8 imparabile. Su re G7 torre D8 vince, su torre 8 torre D8 vince, se non avesse il pedone F7 vincerebbe il nero, se avesse fatto F6 prima, solo che non ha avuto tempo, dinamica. Qua perde. E quindi lui ha giocato torre per D7, prendo, re qui e qua abbandonato. Su re F6 donna, su re per G8 donna, e in ogni caso ho la donna in più. Mi dispiace che aveva giocato bene, avrei potuto ottenere, ma abbiamo visto, no, il concetto dell'iniziativa che possiamo avere anche con 2 torri in settima in un finale.